di suggerire dopo un Cotonou che esisteva anche il traghetto tra Rangon e Falconera verso San Gaetano, che almeno per quanto mi raccontano tante persone, una volta era proprio un passo dove molti cittadini di Caore tra l'altro andavano a lavorare poi in Campania durante il periodo della raccolta. Bene, allora avevamo detto studiamo, facciamo qualcosa, una delibera globale che riguardi un po' tutta questa problematica, queste esigenze, che poi è vero, io provocatoriamente molte volte vi ho detto facciamo questa pista ciclabile che da Caore porti a San Gaetano attraverso la zona diciamo ex campagna di Giato, no? Parallela alla strada oppure non parallela che arrivi a Ponte Riello, ma mi sono sempre reso conto anche della possibilità di fare questa previsione, di fare questa progettualità, ma anche delle difficoltà economiche, soprattutto in questo momento dove non si possono realizzare anche i lavori pubblici come le piste ciclabili. Allora, abbiamo già una pista ciclabile già presente, bene, che è la via Falconera, che porta da Palangon diciamo, fino a San Gaetano, quindi in campagna, ma perché non diamo la possibilità, bene, ai nostri turisti, ai nostri cittadini di prendersi la bicicletta e fare anche quel percorso, sviluppando così anche quelle attività agricole. Sappiamo benissimo che ci sono delle aziende agricole che hanno anche una produzione vinicola da quelle parti, oltre a in qualche modo rivitalizzare quella che era la zona storica che riguarda San Gaetano. Allora per me è importante, questo è importante, come è importante altrettanto la situazione della Brusca. Mi pare che in questa delibera non ci sia assolutamente stata, va bene, come posso dire, rispettosamente la considerazione di quello che la minoranza in qualche modo aveva suggerito. Primo. Secondo, il fatto di voler insistere ancora con questa auspicata struttura ricettiva verso cosa che non ha niente a che vedere con l'aspetto che ci riguarda nella possibile delibera di fare un traghetto. Poi non è specificato se questo traghetto deve essere un traghetto pedonale, ciclopedonale oppure per le auto. Perché qui avremo molto da discutere, perché questo implica tutta un'evoluzione anche di attività urbanistiche o meno che riguarda la zona di Brusca. Detto questo, io le chiedo anche, siccome io ne intendo poco di regolamenti, che abbiamo capito, non sono un sindaco che lei prima mi ha ricordato, perché non sono molto attento, sono un po' disordinato e discolo avere i miei comportamenti, però abbiamo discusso un'ora sugli articoli del regolamento comunale. Abbiamo discusso un'altra ora sul fatto che nelle commissioni vengono discusse o non vengono discusse queste problematiche, non viene messo a disposizione, ma io questa cosa qua l'ho discussa, l'ho valutata solo via internet. Allora, aboliamo queste commissioni comunali finalmente e ci parliamo per via internet oppure applichiamo il regolamento, queste cose le studiamo e le valutiamo in consiglio comunale? Io non lo so, ma questa delibera è stata discussa nelle commissioni consigliari. Capogruppo Dono, grazie. Consigliere Gerfano, prego. Sì, mi sento di sottoscrivere in pieno l'intervento del Antonio Zalone per l'aspetto del traghetto di collegamento al Palangon tra Falconera e la direzione che va a Nuvolanzi verso in direzione San Gaetano. Uno perché era una cosa che era stata proposta e mi pareva anche accolta un mese fa quando al scorso Consiglio Comunale, proposta sempre dal consigliere Capogruppo Zalone. Quindi non si capisce perché è stata persa per strada. E due perché quel breve specchio acqueo che costituisce una barriera fisica per la continuità dei percorsi ciclopedonali, il superamento di questo piccolo tratto ci permette di aprire un ventaglio di percorsi che hanno una potenzialità turistica formidabile. Pensiamo del progetto del Girarelle, quindi saltando quei 50 metri d'acqua, anche meno, possiamo arrivare in bicicletta fino a Compagni Scavi di Concordia, fino a Porto Ruaro, passando attraverso il centro aziendale di San Gaetano e portando gente a visitare le aziende agricole e quindi favorendo un turismo enogastronomico nella campagna del nostro comune. Quindi tutte
Ragioni per cui credo che tutti noi si possa essere solo che d'accordo sul fatto che occorre aggiungere una parolina specificando che i traghetti sono almeno 2 quelli da attivare. L'altra questione, sempre il dottor Zanò faceva notare che si è perso per strada una specificazione importante, e cioè che il traghetto è ad uso ciclopedonale. Nel testo proposto dal gruppo autonomo invece si legge che si istituisce un collegamento per via navigabile con servizio di traghetto e si perde per strada la definizione ciclopedonale. Anche su questo forse è una dimenticanza, forse c'è un'altra intenzione, c'è un diverso modo di intendere questo traghetto. Per noi rimane fondamentale che se si deve istituire un traghetto di collegamento tra Falconera e Valle Vecchia Brussa, questo deve essere ciclopedonale, esclusivamente ciclopedonale. Grazie consigliere Fabro. Allora, Prego, gruppo autonomo. nella procedura, cioè questa mozione, così nuovamente riscritta, ha una sua validità nel momento in cui i capigruppo siano d'accordo. La mia proposta, perché avevo specificato prima che della mozione scritta dal consigliere Borini non ne volevo più parlare. Ho pensato che però, come dice bene il capogruppo Zanò, la questione fondamentale è la volontà di istituire questo traghetto, andasse tenuta in considerazione, e quindi ne ho riscritto me. Sostanzialmente accolgo le osservazioni che sono proprie del consigliere capogruppo Zanò, e li imposterei in questi termini, dove si dice che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco della Giunta a promuovere ed intraprendere nei tempi più rapidi, previo avvio delle necessarie eventuali conferenze di servizi con tutti gli enti coinvolti in un'azione politico-amministrativa reale e concreta atta ad istituire un collegamento per via navigabile servizio di traghetto a servizio ciclopedonale tra Cavola e Capoluogo e Brussa e con le sue diramazioni valdive, inserendo nell'azione anche il passaggio sul canale Saetta tra la sponda Palagon, isola dei pescatori, e la sponda nord del fiume Lemene in collegamento con Sagaetano. Questo è quello che, se il consigliere Zanò oggetto, lei inserisca la zona di Brussa Valle Vecchia giungendo a Falconera, e dopo ci sono le indicazioni del traghetto per tutte le sue parti, scrive ciclo pedonabile e cancelli, visto che insomma è una considerazione che insomma cancellare, dopo non so, bisogna che cerchiamo da capi il gruppo eventualmente per vedere se Scusate, cancellare, visto che intende tutto il paragrafo, su questo io sarei d'accordo. Capogruppo autonomo. il traghetto è una cosa che è utile a Porto Santa Margherita, quindi posso dire che anche il traghetto sulla Manica è importante, appunto, no? Come tutti i traghetti. Quantomeno inciso con l'auspicata struttura ricettiva. O 4 meno, 4 più. Vogliamo riunire i capigruppo o procediamo alla votazione? Io scusa, teniamo presente che partiamo da un testo che avevamo già concordato, cioè prima di chiedere poi la sospensione della seduta precedente, il testo era già concordato. Qui si tratta del minimo sforzo, noi chiediamo, vengono già fatti parecchi, perché tra bonifiche e tagli la proposta è sempre quella, ma è bonificata, tagliata. Capogruppo autonomo, prego.
Allora, nell'oggetto, visto che dobbiamo integrare anche la questione San Gaetano, lei mi dice, consigliere Ramon, che quando si scrive istituzione di collegamento servizio navigabile traghetto ciclo da Cavo per luogo Carbonera le zone di Brussa e Valle Vecchia, unitamente al passaggio del canale 6 su San Gaetano. Oggetto: istituzione di un collegamento con servizio di via navigabile di traghetto d'uso ciclo pedonale tra Cavola e capoluogo Falconera e le zone di Brussa e Valle Vecchia, oltre ad un servizio analogo del canale Agnello come ha detto lei tra Palangone, Isola e Falconera. Scusa un attimo, cosa c'entra premesso che nel territorio di Cavola le fosse del fiume di Lienza ha previsto dare un servizio di collegamento? Che importanza ha tutto questo? No, cioè no, facciamo un trattato per dire, facciamo diciamo solo le ultime 5 righe che sintetizzano la problematica. Consigliere, no, Bene, questo genera conclusione, perché mentre il traghetto tra Santa Margherita e Porto Santa Margherita è per le auto, questo non è un traghetto per le auto, quindi questo può già generare per sé un po' di confusione iniziale, no? È una cosa diversa. E noi stiamo ragionando di una cosa specifica. Non serve che andiamo a raccontare tutte le storie dei traghetti che ci sono stati, che ci sono a caso. Quindi qua il problema è molto semplice, no? Qui si vuole far passare da una fessura, capito, quello che invece non si riesce a far passare da una porta. Quindi lasciamo perdere, che forse è meglio. E poi c'è una condizione di, come posso dire, di principio. Allora, qui non abbiamo discusso 2 ore, va bene, per vedere se le cose devono essere discusse in commissione. Lei stesso, la sua promessa dentro che queste cose è valida se tutti i capogruppi sono d'accordo. Allora, o ci ritroviamo un attimo, ci mettiamo d'accordo, se no, in questo testo io non sono d'accordo, quindi è inutile che mettiamo ai voti questa cosa. Capogruppo, accolgo la sua osservazione, direi di rinviare una cosa da capogruppo la discussione di questa mozione. No, Presidente, votiamo la mozione del consigliere Borini e io ripropongo la mia, che sarà discussa nel capigruppo la prossima volta. Ma guardi che il Consiglio Comunale non è a uso e consumo suo personale. Siamo qua per rappresentare una città che i cittadini, quindi mi pare anche poco, oltre che sensibile, poco corretto da parte sua impostarla in questa maniera, visto che abbiamo un Presidente del Consiglio e anche un segretario comunale. Non è certo lei quello che decide cosa dobbiamo portare a questa città. Io non ho imposto, ho chiesto che venga, siccome è stato rinviato il punto all'ordine del giorno del consigliere Borini, che aveva quei difetti che lei mi sta dicendo, su cui non riuscivo a capire perché si tirava in ballo Porto Santa Margherita, il traghetto, il parco, per avere un percorso mi dispiace che mi devo dare ragione al sindaco quando... Allora, io ho fatto una proposta molto semplice, che è questa. Visto che bisogna andare per vie esclusivamente istituzionali, regolamentari e via dicendo, questo punto all'ordine del giorno era stato rinviato la scorsa volta, così come testé scritto dal consigliere Borini. Chiedo che questo documento venga votato così come è scritto, io comunque in questa seduta presento una nuova mozione che ha per valore il traghetto con le
rispetto a quello che avevo scritto con gli aggiornamenti del consigliere Zanon che prevedono il passaggio sul canale Saetta, e ce l'ho qui e ve la consegno. Questa è la... che poi sarà oggetto di discussione con i capigruppo sul taglio della Caole, Porto Santa Margherita e via dicendo. Sono d'accordo anch'io, ma siccome formalmente ritengo che chiedo anche il supporto del segretario comunale, questo è quello che chiedo io. Poi se è possibile si fa, altrimenti... Allora, il capogruppo Tonon chiede di limitarci a quello che era l'oggetto della proposta sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale, e questo è legittimo. Sì, quello originario, questo è legittimo perché è stata messa a disposizione dei consiglieri. Cioè, mi rendo conto che l'altra volta avevate ipotizzato una versione ma non è mai stata formalizzata, se non a livello di capigruppo. Quindi questo è più che legittimo. Sì, ma non è stata formalizzata, nel senso non è stata data votazione. Quello che abbiamo negli atti comunque è la mozione originaria. In questa sede lei, capogruppo, presenta, come se lo presentasse al protocollo, perché domani mattina sarà numerato al protocollo, presenta una mozione di contenuto simile, e su questa sarà sottoposta alla discussione, alla votazione, capigruppo e altro passaggio. Sì, sono due, cioè è una possibilità. Mi sembra percorribilissimo. Votiamo allora la mozione originale, la mozione che l'hai presentata, e questa la discuteremo la prossima categoria. Bene, voti favorevoli? Votiamo la mozione originale, poi la sua prendiamo atto adesso che viene protocollata e la discuteremo nella commissione. Voti favorevoli? 5 voti favorevoli. Voti contrari? 8 voti contrari. Ok, appunto, quindi viene respinto con 5 voti favorevoli e 8 contrari. La seduta è chiusa, grazie. Possiamo venire, no? Ieri 10 meno un quarto, no?